Qui facciamo un po' il ruolo dell'outsider, nel senso che sia come Dainese che come Dear Lab, diciamo, a livello di business facciamo tutt'altro, ma abbiamo avuto esperienze nell'ambito dello spazio. Sono esperienze che ci hanno portato molto sotto due punti di vista. Il primo punto di vista è l'apprendimento. Diciamo che lo spazio, cioè l'ambiente estremo per eccellenza, e l'estremo è sempre diciamo, un momento di grande apprendimento per le aziende e per le persone. Diciamo che come Valentino Rossi nell'ambito motociclistico vive in un ambiente estremo e lì vengono sperimentate tutte le nuove tecnologie per il motociclismo, così nello spazio ancora di più qualsiasi soluzione tecnologica che sia sviluppata deve confrontarsi con requisiti unici nel loro genere e che quindi possono insegnare tanto poi nello sviluppo di prodotti per, diciamo, per la vita di tutti i giorni. In particolare come Dainese abbiamo fatto due progetti, uno in ambito, diciamo, di extraveicolare, quindi un mock-up di una tuta spaziale fatta con l'MIT e con la NASA per sostituire le tute a compressione pneumatica attualmente utilizzata con una compressione meccanica, che è basato su uno studio di cosiddette linee di non estensione che permettono di vestire il corpo umano e comprimerlo mantenendo libertà di movimento. Questo prodotto qui, diciamo, che ci ha dato prima di tutto una grandissima visibilità. In questo momento stesso è esposta alla Biennale qua a Venezia e quindi diciamo che lo spazio porta con sé diciamo, una capacità di evocazione unica nel suo genere. E poi soprattutto anche dal punto di vista del prodotto, nel senso che ci ha permesso di applicare poi quel principio che abbiamo sviluppato per la tuta spaziale nelle tute da motociclismo e nell'abbigliamento da motociclismo di tutti i giorni. Il secondo progetto importante che abbiamo visto, invece, in questo caso si parla di una tuta che è andata fisicamente nello spazio con l'Agenzia Spaziale Europea. Si tratta di una tuta per attività intraveicolari che replica diciamo, la forza di gravità che c'è sulla Terra sul corpo degli astronauti, tipicamente coloro che stanno nella Stazione Spaziale Internazionale magari per più mesi. Invece come Dear Lab abbiamo fatto un progetto con Thales Alenia Space in ambito completamente diverso, applicando la nostra tecnologia airbag come soluzione per la protezione contro i raggi cosmici. Quindi in questo caso utilizzare sacchi che sono stati pensati per contenere aria, in questo caso riempiti d'acqua per proteggere appunto dai raggi cosmici. Tutti questi progetti si portano dietro questi due elementi, uno di apprendimento e uno di comunicazione, quindi di posizionamento dell'azienda e di, se vogliamo, ottenimento di un riconoscimento in termini di capacità di confrontarsi con problemi che sono straordinari. Sono tutti e tre progetti che non si sono mai tradotti in un prodotto commercializzato, ma sono tutti e tre progetti che ci hanno insegnato degli elementi tecnici che poi abbiamo riutilizzato nei prodotti commerciali. Per quanto riguarda il primo progetto, diciamo prima delle linee di non estensione, quindi abbiamo imparato a progettare meglio il nostro abbigliamento. Per quanto riguarda il secondo progetto, ci ha insegnato il controllo dell'elasticità per poter vestire ancora meglio il corpo umano. Per quanto riguarda il terzo progetto, ci ha permesso di migliorare i nostri sacchi sia in termini di impermeabilità sia in termini di prime applicazioni del sacco come, diciamo, abbigliamento completo. Quindi